Oi Giorgina, come andiamo? Se tira avanti per forza, ho visto che Gavi aumenta ancora l'età per andare in pensione, ostrica. Ogni volta che Valdo e dice ricalcolo della pensione, ricalcolo della pensione, ricalcolo della pensione, chi è che fa e riforme? Il Tom Tom, ostrica. Cioè, ho visto che adesso non c'è più 67 anni, ma c'è 67 anni e un mese. Eh no, perché come nonno preoccupato, pensa che ha 99 anni e ha fatto 3 anni e a seconda guerra mondiale. Lei torna a casa e se gamma ridà come nonna, esiste insieme 80 anni fino l'anno scorso. Totale 83 anni di guerra. E a suo dire i primi 3 sta quei più semplici. Ti spiego il problema, Giorgia. E ora, e io facevo l'imbianchino e che lavora 67 anni su e giù per impalcature. Adesso che ha visto un tasto un mese in più del lavoro, Poretto ha paura di recuperarlo. Come fa, Poretto? Andare su e giù per il trabatteo, fa fatica a alzarsi dal water? Come fa? Oh? Ah, no, se 67 anni e un mese del lavoro, e se l'età per andare in pensione? Ah, è ora che io spiego? No, perché a 99 anni tornare a lavorare in cantiere, in pitturare, gli era scomodo, capisci? Anche perché il taccaria avere un principio di tremarella. Roba cagata in pitturare un corridoio e sgianza in bagno in cucina, in bagno in cucina, in bagno in cucina. No. Eh, tu dici che era dei grandi pittori che usava tecnica de schizzo, tipo da lì. Sì, ma ho paura che mio nonno se te che adesso in mano un penneo smerda da lì in cucina, da lì in bagno, da lì dappertutto, capisci, Giorgina? No, sta attenta. E il problema è che mi pare che stai pensione va sempre più in là, ma i soldini che abbiamo sono sempre manco. Mi immagino già che sarò in pensione e che avrò rimasto misero a segno di pensione e che vedo l'importo mi venirà talmente rabbia che vorrò scartossarlo e lanciarlo via, guarda. Per questo si dice tirare a pensione. E hai capito? Dai, fa qualcosa. Ciao Giorgina.